sbagliata e l'ha sempre evitata e si poteva innamorare. Io do pensiero perché mi fa male a te pensare, per restare suona e fammi rummi non mi scedere. Sbagliata e l'ha sempre evitata che si poteva innamorare. Stienami una mano, io ti dico quella che sapevo, non aveva paura, io ti leggo sulla verità. Per te facesse la guerra ma non ho papà, ma forse è tutto sbagliato e l'ha sempre evitata e si poteva innamorare. Buonasera, buonasera. Sono felicissima di ritrovarmi ogni sabato sera qui in diretta, alla notte degli Oscar. Ringrazio i titolari, il signor Vittorio, la signora Anna, Lianna e Tania, per avermi dato questa grande opportunità di portare questa grande trasmissione ogni sabato sera con tanti ospiti di grande spessore. Stasera un'altra serata particolare, molto particolare. Stavolta abbiamo invitato l'anima di ogni artista. Sì, come già avete visto l'annuncio su internet, che parliamo di un grande personaggio che dà vita alla maschera, all'anima, al volto di ogni artista. Parliamo di un truccatore visagista. Poi c'è sta un'altra parola inglese vicino che la dirà lui stesso. Parliamo del nostro grande René Bonante, dove ci racconterà vita e miracolo di ogni artista. Parlerà di tratti del viso, parlerà del proprio carattere, della propria personalità. Eh sì, perché un personaggio come lui, ogni attrice, ogni cantante, ogni personaggio del teatro e della canzone napoletana, lui l'ha vissuto in pieno. Per cui parliamo del nostro René Bonante, come già ho detto. Ma andiamo alla prossima canzone mentre si attende il suo arrivo. Prego. Se la gente mi condanna, non mi importa. Io sono quella che va sempre torta. Io sono quella che sconcia con la famiglia. Ma che non sa, non può mai capire. St'amore nostro porterà all'inferno, mo paradiso me la rata in terra. Ci nascondiamo dentro una paura, e sta paura fa più innamorare. Io
Diamanti sai che so quella casa in sogno, che t'accarezzano se ne hai bisogno, e danno vita senza mai cercare. Diamanti sai che son che va vita sempre fidanzati, non vanno portare per un coppo di vita, pochi minuti sono eternità. Voglio sapere se tu hai capito quanto sia importante, vuoi me non ne capire proprio niente. Voglio sapere stamattina sai songhi, assaggia già che c'è sta la moglie. Io non distruggo bene una famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli. Diamanti sai chi son che va vita sempre fidanzati, non vanno portare per un coppo di vita, pochi minuti sono eternità. Voglio sapere se tu hai capito quanto sia importante, vuoi me non ne capite proprio niente. Voglio sapere stamattina sai son chi, hanno cancellati a chi da mogliere. Io non distruggo bene la famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli. Grazie, grazie. Una valigia, un biglietto, e vai a cercare fortuna a un'altra città, mentre chiagna questo cuore, potrei correre non aveva pietà.
asciutta una lacrima in lo scuro. Aspetto qualche galleria per asciuttare una lacrima in lo scuro. Vai sa dove vai? A Torino? I va a Milano? Sai, pure io ci ho lasciato a mamma mia. Buona fortuna paesano, pure a te. Buona fortuna paesano, buona fortuna. A me che me ne importa, a me che me ne foto. Questa frase non mi è nuova e sono felice che sia stata ripresa da Cinzia Oscar, una donna da Oscar oltre che una artista che mi ama e che io amo moltissimo. Mi fa piacere presentarvi questa novità, questa cosa straordinaria che ha creato Nello Pennino per Cinzia Oscar, un'attrice possiamo dire, perché ha superato il ruolo di cantante e in questo video interpreta Napoli in tutte le sue sfaccettature, la Napoli vera, quella insomma che sta dentro Napoli. È un gruppo di persone straordinarie, il ritmo è bellissimo, insomma, come avessi voluto fare questa canzone, però mi è stata dedicata perché il solo fatto di citare la mia ambiguità, a me che me ne importa, a me che me ne fotta, ma a me che me ne importa, a me che me ne fotta. Sì, tu sei Rosciani, tu sei Rosciani. Vabbè, hai ragione tu. Oggi ci trovo! O tempo mi mettere sta collana e scendo così. Ma poi andiamo a aspettare capo! Ci hanno fatto roce stamattina. Oggi hanno fatto male, sì? No, ma ci ha fatto niente. Wow, sì, come starà bella, mamma mia! E guarda qua, non mi pare Clementina. Totò, ma che non a farsi scemo? Oggi guarda, scusa, guarda, mi sa, era E di cazzaretta? Oh, ma non hai visto l'etichetta? I caso figlio per essere canzone, non sono d'accordo con sti contaminazione. Ora è più pop che parola napolegna, ormai una moda perché io popolo sono fuori. Con una cagna nei tempi, tu solamente non sei contenta. Allora senti che si parola, noi non parliamo solo
ci cantate 1000 canzoni e dinda voce già mi suo cuore. Non mi appartiene sto cambiamento, canti storie con sentimenti. Ma tu che dici, tu che ti sbatto come una cagna, che me ne importa? Io ti combatto ma non mi arrendo. Tu veramente stai facendo? E a me che me ne importa, e a me che me ne fotto, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotto, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotto, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotto. A tu pastino grano, grano cresce, riesce o non riesce, sempre grano cresce. Chiama vecchi ma non stai buoni, sono che giovane a rimpiavo. E balla e canto con una volta, o tempo a me non mi ha cambiato. E a me che me ne importa, e a me che me ne fotto, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotto, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotto, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotto. Se lasci bene, ci siamo male, non ci va male. Mi è piaciuto? A me assai. Se lasci bene, ci siamo male, non ci va male. Io sono onoratissima di poter intervistare e far sì che lui si racconti al nostro pubblico, perché come ben sapete ogni personaggio che ha percorso questo tappeto rosso si è seduto lì su quella poltrona e si è potuto raccontare al pubblico. Stessa cosa farà lui. Sono onorata di conoscerlo da una vita e la classe non è acqua. Signori, René Bonante. eterna gitana. Wow, buonasera. Buonasera, amore mio. Sai che per me è un grande piacere e un onore averti qui nella mia trasmissione. L'onore è mio, Ti stare qui ringrazio. con te. Perché mi hai portato la luce? Perché resti sempre la più grande, la più bella, l'unica, la gitana, la nostra gitana, la napoletana vera. Grazie. Piena di sensibilità, di emozioni, e non ti smentisci mai. Questa passerella è terribile, Sì, fa tremare le gambe, credetemi. Non è facile arrivare fin qui. E aspettando il tuo benvenuto. Grazie cara amica. Tu sai che abbiamo tante cose da raccontare stasera. 40 anni Sì. insieme a voi. È vero. E noi ci conosciamo da una vita. E in 2 ore tu dovrai raccogliere un po' i tuoi 40 anni di carriera. Ti vuoi accomodare? Sembra ieri, assolutamente È sì. vero.
Allora, devi salutare qualcuno in particolare prima di iniziare la tortura? Madonna, la tortura no, me ne scappo, ti prego. Devo salutare te e tutto il tuo staff, persone meravigliose che mi hanno accolto alla grande, i proprietari, e sono felice di essere qui questa sera, sabato santo. È vero. È un sabato non normale per tutti quanti noi. E non è un caso, non è per caso che René si trova qui proprio di sabato santo. Poi parleremo di tutto. Io vorrei ringraziare il maestro Alberto Costa Sì. per la grande riuscita, per la buona riuscita di questo programma. Sì, il maestro è molto attento, vanno i miei complimenti e ci segue passo per passo. È vero. Vogliamo salutare Ernesto Guida? Ernesto. Ciao, Ernesto. È un carissimo amico. Ernesto è da quando esiste Facebook. Tu devi sapere che io non ero molto, non avevo questa grande predisposizione per Facebook, essere presente, mentre invece poi seguiva tutto ciò che fa parte del nostro lavoro, e il mio carissimo Douglas Cacciatore, che è una parte di me. È una parte di me, seguiva lui perché io non provavo questo interesse continuo. Poi un bel dì un'amica mi coinvolse in questa avventura. Io ho trovato tanti amici e, tra virgolette, lo sento molto vicino, ci salutiamo tutte le sere, ormai è di casa. Ernesto è di casa. Un salutone per il nostro Leonardo Ippolito. Leonardo, e tutto iniziò con Leonardo. Ah, tutto iniziò con Leonardo. Sì, tesoro. Perché? Iniziamo allora a raccontare. Perché? Perché grazie a Leonardo Ippolito io ho avuto l'opportunità di diventare poi, tra virgolette, detto da voi, il truccatore delle dive. Perché Leonardo Ippolito ha fatto delle produzioni non semplici, non indifferenti. Tu pensi che grazie a lui Nilla Pizzi, Carla Boni, Achille Togliani, Taioli, la stessa Rosalia Maggio, Miranda Martino, ma quante donne e uomini dello spettacolo io ho avuto l'opportunità di truccare, interagire. Sono tante, la Doris, la Gloriana, assolutamente sì. Queste sono le napoletane doc. Rosalia Maggio. Rosalia Maggio Luisa è una Conte. grande amica. La Luisa Conte mi ha insegnato La Cinquetti. La Cinquetti. No, e io Sanremo. li nomino, poi dopo ne Sì, parliamo. sì. La Zanicchi, Zanicchi, bellissima donna. e Grande Clascarano. la più che mi ha emozionato, intanto, perché senza togliere niente a nessuno, è un fatto mio personale, al Cilea a Napoli, o Mercury la Maronno Carmen. Io non ero giovane, non conoscevo questo testo, e quando lo sentii recitare da lei, pensa te, non alla prima, alla prova generale, che stavo lì, sempre uno spettacolo di Leonardo Ippolito, un grande successo, piangevo come non mai, perché fu un'emozione incredibile vedere questa donna, e mi riportava a tutte le altre donne su quest'altare, e questa poesia che tu conosci divinamente Certo. bene, che ti crea sempre pure un'emozione, ma lei, poi c'è stata Pupella, la Conte, dietro le quinte, tu lo sai. ti La insegno. Conte. Grande temperamento, che bella amica, Sì. che bella amica, sì. Luisa Pererò per il mio primo Sanremo. Bene. Sì. Stavo a casa sua a una cena che lei molto spesso invitava gli addetti ai lavori, gli amici, e mi vide un po' pensieroso. Disse, ma che ti succede? Che c'hai? Dissi no, niente, sto trovando un po' di difficoltà per quanto riguarda Sanremo, perché all'epoca, Cinzia, Sanremo era un passapartout per noi truccatori, per i musicisti, e poi è inutile dirlo, per voi artisti. Oggi non è il Sanremo di oggi, Sanremo è sempre importante, Sanremo è Sanremo, per niente togliere, ma gli anni 80 e 90, dopo che eri stato truccatore, tra virgolette, insieme a tanti altri, io iniziai a truccare i giovani.
Poi prima i dilettanti, poi i giovani, poi gli ospiti e addirittura poi con la Cinquetti. Sei diventato un po' il suo truccatore personale poi, Della per quanto Cinquetti. riguarda la Cinguetti. La Cinguetti vive a Napoli e poi subito dopo Sanremo ho avuto l'opportunità di truccarla tante volte, ma tu poi sai il nostro lavoro, stiamo insieme per quel periodo, poi ci si perde di vista, poi ci rincontriamo. Il truccatore è un mestiere molto difficile, è un'arte da bottegaio. e dietro alle quinte, come dice Pupella in una dedica, grazie, che dopo leggeremo. La ringrazierò a Sì, vita. dopo leggeremo Io questa ringrazierò dedica a non vita. solo sua, ma anche della Sastri Sì, e Leopoldo Lina. Mastelloni. Io ho avuto una grande fortuna di incontrare sul mio cammino tante persone. Allora, io vado a raffica con i nomi Sì. e tu in 30 secondi, perché sono tante le cose che dobbiamo raccontare. Rosalia Amaggio, che personalità, e se hai avuto problemi nel truccarla o hai provato tanta gioia per i suoi lineamenti? Dimmi un po', tutte le verità, eh? Sì, sì. René, sei qua per dire la Quella- verità. Rosalia, diversamente da Pupella, Rosalia era, chi è che non ricorda il carisma, la bellezza, una gran bella donna, ma ti divertivi perché durante il percorso del trucco, quell'oretta che si sta insieme, trucco e parrucca, acconciature, una barzelletta una dietro l'altra, non potevi stare lì a truccarla, era incredibile. Cioè, aspetta, firmati un momento, te ne voglio raccontare. Dico, Rosalia, ma io ti devo truccare. Una trasmissione fu molto carina, una cosa che la porto nel cuore. Lei arriva dietro le quinte, era d'inverno, sai, pelliccia, cappelle e quant'altro. Io me la sistemai, perché poi a ogni donna ho amato il momento, nel preciso istante che ho preso i pennelli tra le mani. Sono diventate mie bambine, è nato un rapporto d'amore. All'epoca si diceva feeling, adesso alchimia, comunque resta sempre un fatto di pelle. Io ho provato sempre questa grande emozione e lei dopo in scena disse: ma verità mo, pareva una scopa. Che belle persone, che grande Io nel frattempo umanità. vorrei suggerire alla regia se possiamo iniziare già a mandare dei contributi, così le persone da casa possono rendersi conto di cosa parleremo durante la puntata. Guarda, io tengo sott'occhio il monitor, datemi voi un cenno. Io devo chiederti, hai qualche sogno nel cassetto che non hai realizzato? Ma chi è che non ha sogni? C'è sempre, guai quella mattina che ti svegli e perdi l'interesse del domani. Il sogno nel cassetto che non riuscito no, perché sarei un ingrato. Ho avuto abbastanza, ho avuto troppo. Forse. Sei felice di quello che hai avuto? Assolutamente. Allora, io ho intravisto sul monitor una foto. Di chi parliamo? Leopoldo, sì? Sì. Sì. È tenuto a trucco e c'è una bella dedica nel trucco, il manuale di trucco c'è Metamorfosi di un volto di qualche anno fa. Se ci fosse una macchina del tempo qui e ci fosse la possibilità di tornare indietro con gli anni, quali sono gli anni che tu vorresti fermarti? No, Che ti fermeresti? no, non mi fermerei. Perché sono stati gli anni sempre. Ogni anno ha un perché della tua esistenza. Uno in Ogni anno Uno in particolare ci deve stare, René. è dolente ammetterlo. certo. È dolente ammetterlo perché è nella sfera personale. Io non vorrei mai ritornare al 2004, dove se n'è andata una parte di me. Siamo vicini di casa perché per me fu il 2005. Sì. Allora, credi nell'amicizia? Sì, guai se non Ci fosse credi? così. Ci credo nell'amicizia, sì. Da- Sì. Guardami in faccia. Ti giuro. Ancora oggi Io credi credo nell'amicizia. nell'amicizia e credo nel rapporto umano, che poi con gli anni può essere rallentato, può essere... Cinzia, io e te erano anni che non ci vedevamo, sai? È vero. Il Signore ci ha fatto questo omaggio stasera. Sì, proprio al momento giusto. Sì.
di Sabato Santo. Di Sabato Santo e per tutto quello che poi abbiamo da raccontare dopo, Da che è un raccontarti, momento perché molto delicato. Il tuo lavoro, il mio, tu da una parte, io da un'altra parte, erano un bel po' di anni che non lavoravamo insieme. È vero. Io ti ricordo in un lavoro splendido truccata da me, ecco perché mi riferivo la splendida gitana. Sì, Io ti perché poi truccai dopo ci sono delle addirittura foto. per un LP. Sì, e mi Figurati portasti un po'. fortuna. Ti ho portato fortuna. Dopo ci sono delle foto che si trovano sul pianoforte, per cui verranno riprese le immagini e commenteremo man mano queste foto. Una domanda un po': credi nel matrimonio? Ah, ecco, guarda lì. A proposito di matrimonio mi è passato Ah, due cari bene. amici, Sì. due cari amici. Il matrimonio è una cosa sentita. Il matrimonio di ieri era una roba seria. Quello di oggi molto spesso mi capita. Io ho truccato tante spose, ok? Sono stato forse il più amato dalle spose. Gli anni 80, 90, il 2000, tante donne ho truccato che convogliavano a nozze. E tante ne incontro che purtroppo mi dicono una cosa che mi duole: di quel giorno ho solo un bel ricordo, il tuo trucco. Mi fai una domanda che io non sono stato mai sposato. Infatti. Mi chiedi una roba che non mi appartiene. E te l'ho chiesta proprio perché non l'hai affrontato. Io ci credo a una cosa: un tuo collega, un artista come te, recita il grande Domenico Modugno. Noi ci sposiamo ogni mattina e tu rispondi sempre sì. Oh, che bello, Questo è il vero matrimonio. che bello. Bella risposta. Allora, prima sul monitor ho visto Carmen Russo Sì, con suo marito. due cari amici. Vorresti commentare questa immagine, questa foto? Sì, Che cosa ti ricorda? In quale occasione? Tante occasioni, due personaggi affettuosi, molto disponibili, Carmen di una dolcezza, e Carmen è una donna molto sensibile. Una sera da Rosolino, il nostro locale famosissimo a Napoli, in piena notte se ne uscì con una battuta che è rimasta nella mia anima. A proposito dell'amicizia, degli affetti, lei mi chiedeva se avessi mai notato intorno a me invidia. Io a quell'epoca ero molto ingenuo, molto giovane. Le dissi: no Carmen, è un sentimento che non mi appartiene, non penso di conoscere persone che la pensano. Alberga questo sentimento in loro, e ahimè con gli anni dopo ci ho dovuto un attimino riflettere. La dovresti telefonare per dirglielo poi. E gli dovrei dire: tesoro, forse siamo coetanei e te, ma tu l'avevi vista lunga. Io ero ancora un battilocchio sì. con i pennelli in mano. È vero. Non mi aspettavo che poi la crescita del sociale, del lavoro e quant'altro ti porta poi degli amici che scopri che non sono più amici. Ma non ne voglio parlare questa sera. Infatti, non è il caso. andiamo avanti. Non è il caso. Qual è il tuo segreto per mantenerti così in forma? Stare in pace con me stesso. Ah, bello, Sì, sì. bellissimo. Mi amo, non sono un narcisista, per carità. Mi voglio bene, mi rispetto, e questo lo devo a mia mamma, che tu l'hai conosciuta, e lo devo alle grandi donne dello spettacolo che abbiamo citato poc'anzi. Luisa, Pupella, Rosalia, e alcune che mi perdoni, non mi ricordo, comunque erano delle donne mature che mi facevano capire, mi portavano per mano che il rispetto di se stessi è Che uguale segno agli sei? altri. Io sono un Capricorno Capricorno. con un ascendente terribile. Sono Sagittario. Oh madonna. Io vado a periodi. Ah, Sì, sono periodi. Allora, dicembre, gennaio e febbraio sono un Capricorno pantofolaio. Poi non so che mi succede. io so che in questi giorni, questo periodo, Divento un pazzo. festeggi i 40 anni della tua carriera. Sì. Farai una festa? No, sto aspettando i miei 60 anni per una bella festa e ci sarete tutti, se Dio vorrà. Raccontami un po', la Loren. Che è successo quando hai incontrato la Loren
E hai avuto quell'onore e il piacere di poterla truccare, No, non cioè diciamo- dipingere questo quadro già ben definito. Ti spiego, quando si parla di questi grossi personaggi non dobbiamo dire ho truccato. Tu ti immagini su un set cinematografico o un set televisivo e altri posti, un personaggio del genere arrivi senza trucco. Hai potuto soltanto delineare, tamponare, applicare, modellare un rossetto, qualche sbavatura da truccatore, ma tutto il resto già c'era, perché la Lore, la Lollobrigida e tante altre donne di spettacolo, la Monica Vitti, io ho avuto il piacere e conosco le luci grazie alla grande Monica Vitti su un set di un film a Napoli. Io ero preoccupato, dico signora se c'è qualcosa che non va me lo dica. Dice no, io sto guardando le luci. Figurati, mi misi lì come un cagnolino e scoprì tutti i segreti per attingere, che poi mi sono servito. Hai rubato da ognuno di loro. Sì, C'è stato sì. un bagaglio proprio di cultura da... In toto. Sì. Io ho avuto una crescita sia professionale che mentale grazie a tanti incontri belli. La Loren ne riservo un ricordo bellissimo, una gran signora, molto disponibile, così anche Maria, la sorella, mentre invece ti dirò, tu dici ma adesso cosa dirà? La Lollo no. La Lonna ha abolito, la signora Lollobrigida abolì dalla mia mente, non era nel mio costume fare le foto col personaggio. Tu credimi, tu sai, io so che tu Ti mi conosco credi, bene. tu mi credi, ci sono stati dei personaggi che hanno chiesto loro di fare una foto con me, ma non è proprio perché mi vedevano forse tenero, affettuoso, ma non disponibile a questo passo. Sì. Lei a un Sanremo abolì definitivamente il chiedere una foto a un personaggio famoso, perché arrivò in sala trucco una ragazza, pure lei giovane, dietro le quinte nei camerini di Sanremo, disse signora lei mi permette una foto? E se ne uscì che non ti dico. No, raccontalo. Il Se ne uscì, pubblico ma da cosa casa... fate con queste foto? Ma che ne dovete fare? Io rimasi terribilmente male perché quella ragazza diventò formato tascabile, Capricorno con l'ascendente Sagittario, e già tutti questi incontri che mi portavo. Le chiesi signora lei che ci fa nel camerino trucco, mi dica. Mi sono mangiato un toast e mi si è sbavato il rossetto, presi i Kleenex, i cotton fioc, prego. Questo è un aneddoto simpaticissimo, giusto? Ce ne sono stati degli altri? No, ho sempre avuto ottimo rapporto perché la gentilezza in un lookmaker, un truccatore, un visagista, ci deve essere e deve essere innata, perché al di là del talento devi avere anche un bel carattere, e questo vale a dire anche per voi. Sì. Anche per voi. L'artista è in scena, poi nella vita devi avere dei requisiti per definirti una persona per bene, insomma, Certo. non mi portare ad andare Certo, oltre. certo. Ti prego, perché tu sai che sono molto vero. No, c'è stato forse qualcuno che mi ha sconvolto perché dalla sua preparazione non mi aspettavo di andare poi oltre a dei commenti, sai, che si fanno nei camerini. Il trucco c'è. Il trucco c'è? Metamorfosi di un volto. E dentro questo libro ci sono tante di quelle dediche che tu hai avuto dai personaggi Sì. famosissimi, che dopo ne parleremo perché dobbiamo trovare le pagine giuste dove poter leggere queste dediche. Andiamo con la canzone, ti dedico una canzone, vediamo Che qual bello. è. Io Finalmente, ce n'ho una pronta dai, per te mi fa però. piacere. Quando si sbaglia a parlare, o cuore non sente ragione,
e una femmina non ti perdona mai, perché si sente ferita, tradita, umiliata così. Non mi saputo capire, ma non ci provate nemmeno a me leggere l'inti pensieri una volta. E lasciate stimana in ta corsa va bene, che forza non si sente per me. Circa ma scuse, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, circa ma scuse, stringiamo forte a te, l'ultima volta, si già le decise, non la so. Si mi ha tenuto paziente, e prima roba da passi, allora portami a casa stasera. Non ci stanno problemi, però pensaci buono, prima che tu perda me. Circa ma scusa, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, circa ma scuse, stringiamo forte a te, l'ultima volta, si già le decise, ma la circa ma scuse, stringiamo forte a te, l'ultima volta, si già le decise, ma la circa ma Grazie René. Allora andiamo con le immagini, i contributi che manderanno dalla regia. La Rettondini. Rettondini? Sì. Bene. La Rettondini... Era una fiera. Ah, una fiera. La fiera della bellezza, della cosmetica, e lei si prestò come testimone. Che persona è? Che Molto- personalità si ritrova? Sì, persona molto tenera, lei poi in quel periodo usciva fuori da un grave lutto. Ah sì? Sì. Ah sì, mi ricordo. Andiamo con la prossima immagine. Al Festival vabbè. Buffoni, presentata da Elisabetta Gardini e Luigi Necco. Io ero una grande attrice, una grande... La grande Angela Luce. grande interprete. Grande Angela Luce, tu hai trascorso quasi una vita intera al suo fianco e Sì, lei tra al alti tuo. e bassi, come tutti i grandi amori. Ah sì? Tra alti e bassi. Ah, pure allora c'erano alti e bassi. Ci sono sempre stati. Sì. Abbiamo due grosse personalità Sì. e ci trovavamo bene quando lavoravamo, fuori dal lavoro no. Ma tu hai avuto una grande pazienza, questo me lo ricordo. Perché Possiamo lei era vedere un qualche caratterino un altra po'... Possiamo Possiamo vedere riprenderla qualche questa altra- immagine? No, possiamo Ah, vedere un'altra? altre immagini. Ma io mi soffermo però su questo. Altra immagine, È terribile. grazie. Ma tu che vuoi sapere stasera a me? Tutto voglio sapere. Ecco la Orietta Berti. Orietta Berti. Che bella persona.
Molto dolce. Molto, molto, molto. E poi devi sapere che lei questo manuale l'ha letto e l'ha straletto. Ah, sì? Sì. Ci regalammo io a lei questo manuale e lei a me un lavoro discografico che era solo per l'estero. La Berti che interpreta i grandi. Bene. Sì. Non è mai uscito questo disco, questo lavoro. È una persona molto tranquilla. Sì, tranquilla. E poi ci conosciamo da una vita proprio grazie a Sanremo. Ok, noi aspettiamo sempre le immagini che cambiano man mano. Ce le manderanno. Vediamo. È di nuovo Ecco, lei, qui guarda, c'è una colpisce i dedica. segni, capito? Sì, certo, di tanti anni è giusto che dalla regia hanno fatto una pesca Certo, continua. l'ho fatta io e questa parliamo pesca. sempre. Ah, l'hai fatta tu Certo. questa pesca? Parliamo ancora di Angela Luce. Quanti anni di amicizia c'è stato, insomma, tra C'è stato un tra bel di voi? rapporto di lavoro, siamo stati bene per tanti anni, una grande complicità, una donna dove io ho potuto estrinsecare la mia arte, il mio talento e sì, perché lei ha i lineamenti belli come te. Vabbè, Allora, ce li ha proprio quando si ha belli già lei. di base dei lineamenti belli, però ti dirò che per un truccatore Cioè, io mia mamma, Muriel già c'è sta. Sì, bella questa. Questa è la tua mamma che Questa io è stata ricordo la mia benissimo. forza e coraggio. Lei è la prima che ha creduto nel mio talento. Sì, eh? Sì. Mi ha aiutato molto sia lei che papà, tutti e due. È una bella famiglia. Ho avuto anche questa. Allora, a questo punto noi passiamo alle foto che ci sono sul pianoforte. Guarda dal monitor Sì. e racconterai passo passo ogni foto. Ah sì, è dietro le quinte di un Sanremo con Pietra Montecorvino. È bello perché sta tutta coperta. Sei terribile. Io ho truccato a Sanremo sia lei che Peppino Di Capri quell'anno che andarono insieme. E Petra è una verace, una spontanea, una persona piena di simpatia. Sud, simbolo sud. Prossima foto. Vedi, mi ha truccato. È gentile, molto dolce. Ecco, La qui Sastri. con la grande Lina Sì. Sastri che ci rappresenta nel mondo. È vero. È una grande artista, ho una grande stima per lei. Ci conosciamo da tanti anni. Una bella Maronna dedica di lei. Yoga, guarda. Questa è una foto di scena, penso, sempre Sì. la luce truccata da me. Sì. Parliamo Rosalia Maggio. Rosalia, Io sono Rosalia. nata artisticamente con loro, con i fratelli Maggio. Sì. Rosalia. Lì dove l'hai scattata questa foto? E in un camerino trucco. Stavamo proprio all'inizio del trucco e niente, tu sai, dietro le quinte i fotografi non mancano mai. Non mi ricordo la location. Una bella persona, Rosalia. Questa è René. stata la mia prima foto che portai a Sanremo. Che bella. Questa la portai a Sanremo perché all'epoca, come dicevo prima, era un bel passapartout. Io tenevo poi da lavorare con la grande Elfie Rauch, che ho avuto 10 anni di collaborazione, cosmetologa viennese, che grazie a lei ho conosciuto poi l'Austria, la Germania, la Francia. Che bello. L'arte. Strano e bellissimo mondo, quello dell'arte. Ero poco più di una bambina quando mi affacciai a questo mondo. Il mio fu un battesimo speciale, sì, perché mi fu dato da chi già allora era una leggenda, una pagina, una storia, da te. E da allora sono passati gli anni. Ho camminato lungo questa strada dove tu mi hai fatto muovere i primi passi. Da te non ho imparato solo il mestiere, tu che hai dedicato la tua vita all'arte, come solo un grande, un figlio che li mostra sacra, che non ci stanno più, poteva fare. Mi hai mostrato cosa significa fare dell'arte, la propria vita. Quanta amarezza, quanti ostacoli, ma quanta soddisfazione e quanti applausi, quanta lacrima di dolore, ma anche di gioia. Ed oggi sono di nuovo di fronte a te, aspettando la consacrazione in questo strano e bellissimo mondo, dall'ultimo vero grande artista, da te, che sei più di un artista. Tu sia storia sta città, si Lourdes Marie Grande.
che me ne uomini faceva innamorare. Divina, che sono passata l'anno, però non mi è mancata la fede di sta città. Si stata brava a t'arrubbo mestiere, perciò si addimandava una grande artista. Era una piccerella, coppano palcoscenico, sai stanno insieme a me. Tu sia leggenda, una pagina, una storia, si l'ordine grande che non ci stanno più. Perché tu sei un figlio e chi li mostra sacra, che nascerà così, sia storia e sta città. Divina, per me tu resta sempre e era la prima volta che la paretta innanzi a me. Divina, e su passata l'anno, però non mi è mancata la fede di sta città. Si stata brava a t'arrubbo mestiere, perciò si addimandava una grande artista. Era una piccerella, coppano palcoscenico, sai stanno insieme a me. Tu sia leggenda, una pagina, una storia, si l'urdo mare grande, che non ci stanno più. Perché tu sei un figlio e chi li mostra sacra, che nascerà così, sia storia e sta città. Capisci quanta volta pensavo di tenere gli amici e mi fidavo in loro, ma erano nemici. Sapessi quanta volta in mezzo a una folle gente io mi sentivo solo e come una creatura non sapeva che era fare. E voi l'avrei buttata tutta all'aria. Però poi, ma perché a gallo lui c'è in terra? Ah, lo sacci. È capitata pure a te. Grazie al grande Pino Mauro, grazie. Hai avuto mai l'opportunità di poterlo truccare? Sì, come no. Ah. Merola, Mauro, tanti maschetti, Michele Placido, il cinema con D'Angelo, Albano, ma tanti uomini, Raffa Vallone con il figlio.
Ma tanti Andiamo alle uomini. foto, andiamo alle foto. Tanti uomini. Bobby Solo. Bobby Solo. Tante volte a Bob. Allora, questa foto Albano. Ah, con l'Albano. Ecco qua. Napoli prima e dopo. Ah, beh, ma lì hai truccato tutti i personaggi? Sì, per Oh. 20 anni. Per 20 anni sono stato capotrucco e parrucco. Ah sì? Sì, per Rai 1. Poi? E poi ho fatto altre cose, altre trasmissioni. Poi ho un camerino trucco a via Domenico Morel dove insegno, mi sono dedicato più al mio lavoro, ma non abbandonandovi mai. Ah, che bello. No, sono nato con voi. Io dopo e devo con voi ricordarti un aneddoto che accadde tra me e te. Altra foto, vabbè, sempre lei. Sì, guarda. questa è poi un'immagine costruita Che per i fans. Bella. Sì. Quanti anni insieme avete trascorso di amicizia e di lavoro? Non ricordo, ma non è il caso di Non se lo soffermarci. ricorda. Andiamo alla prossima foto. Che Di tenera. nuovo con la Sastri? Che tenera. Sì. Qui è sul suo balcone di Napoli. Ah, Napoli. Sì, casa sua all'epoca a Napoli. Ma io le ho truccate tutte. Ci manca la Parietti, la Marini, la Amy Stewart. Ma c'è tanto da dire, da ma tante raccontare. donne di spettacolo e tanti uomini. Vediamo. Poi sono 14 anni. Ah, questa è Justine Matera, richiesta da Paolo Limiti per Marilyn Monroe. Adesso ritorniamo sempre alle foto perché lì c'è una cassettina, Sì. anche perché tu non hai trovato l'album, ma lì sono ritratta io. Questa era una copertina che feci per un mio 33 giri, dal Eccola. titolo Gitana, e qui fui truccata proprio da te da gitana. Ma io devo averlo perché io ho una memoria fotografica e so quello che conservo e poi ci tenevo, figurati. Non l'ho trovata questa settimana, è stata terribile. Che cos'è che hai qui? È in onore a tutte le signore delle camelie. Bello. L'ho messa proprio per ricordarmele a tutte. Senti René, io devo ricordare, devo dire al pubblico, cosa che non sa, che René a un certo punto della sua carriera, senza mai abbandonarci, che cosa è scattato in te per andare a dare un po' di felicità a tutte quelle donne che combattono con il male del secolo? Sì. Io so che tu ti sei dedicato proprio per tutte queste donne, con Sì. trucco e parrucco. Sì, sono 4 anni che al Pascale di Napoli ho allestito, grazie ai professori che hanno creduto in me, in questo progetto, ho allestito un camerino trucco dove il mercoledì e il venerdì io e i miei collaboratori, Alessandra Cangiano ci sta dando anche lei molto l'anima, ci dedichiamo a queste donne e che, credimi Cinzia, il passaggio iniziale è stato un bel colpo, una bella botta. Poi dopo la forza del teatro, del cinema, della televisione, la vostra carica, questi anni trascorsi con voi hanno fatto in modo che io in quel camerino non sto al Pascale, sto alla Rai, sto a Mediaset, sto su un film di un grande regista e quelle donne vengono per subire la loro metamorfosi e ci sono riuscito. Le porto man mano al cambiamento di look, arrivano con i cappellini e se ne vanno con le parrucche tutte belle truccate, felice. Ho realizzato 2 calendari, una è stata la madrina Maria Rosaria De Cicco e l'altra l'attrice Lunetta Savino, l'altra a Roma, al San Camillo a Roma, e a Napoli la De Cicco, con le donne in oncologia. Questo è un progetto che non abbandonerò mai, perché sapessi come è importante avere una persona che ti porta di nuovo a riguardarti nello specchio. Sì René, ma io voglio capire cosa è scattato in te per arrivare a compiere questa missione, perché Sì. anche perché non c'è lucro, No, è volontariato. Benissimo. È volontariato. Fatto proprio in modo La signora disinteressato. pensa che ringrazio ad Amalia Gallucci che io in questa settimana ho portato delle uova di Pasqua nel reparto omaggiando a tutte le signore. Io approfitto
parlando di questo argomento, noi dobbiamo salutare Sì, Nunzia Greton. sì, la grande Nunzia, una splendida voce. Ciao Nunzia, in bocca al lupo, io ti ho seguito quando sei stata qui Benissimo. seduta e un bacio forte forte. Senti, perché non vuoi darmi questa risposta? Ti ho Non è che chiesto, non te la voglio che dare. cosa è scattato in te? È un passaggio dell'anima. Tu mi conosci, che io è successo? ho sempre truccato mettendoci amore, al di là del talento e della professionalità, ma mettendoci l'anima. Io entro nell'essere umano che è di fronte a me e devo capire cosa chiede a René, cosa vuole da René. Mi era successo tante volte al mio camerino trucco di interagire con una donna poco bene, una donna che soffriva in quel momento del male dell'anima, perché il male più devastante, Cinzia, è ammalarsi dell'anima. Il tumore puoi anche scansartelo. Ha proprio Leonardo Ippolito, a una nostra comune amica, a una sera a cena, e tu sai, Leonardo è un uomo pieno di vita, è un uomo che si può attingere tanto, come apre la bocca puoi rimanerne stereofatto. Questa nostra amica in comune si raccontava che aveva avuto questo problema e con il suo essere sopra le righe, tra virgolette, disse beata te lo vado pensiero. Chiaro? Allora a volte ci si rinasce dal male. È vero. E noi Contributo, vai. Allora René, come funziona esattamente il percorso? È un percorso benessere, perché come tu ben sai è devastante, al di là della malattia in se stessa è devastante per la donna, perché non ritrova più la sua immagine, diciamo che a un certo punto si allontana dallo specchio, e questo assolutamente sia René che i miei collaboratori non lo accettiamo. Deve ritornare davanti allo specchio e in questo momento così difficile, particolare della propria esistenza, cosa deve fare? Si deve avvicinare di più e giocare, fare in modo di cambiare look. Ok? Allora un giorno con la parrucca, un altro giorno con un cappellino, magari una serata con un turbante, e applicare dei prodotti giusti, soprattutto per dare luminosità all'incarnato, perché porta alla disidratazione. Quanti anni hanno queste signore che vengono qua di solito? Ho incontrato anche persone molto giovani, sì. È qualcosa che ti riempie di umanità. È una prova molto difficile per me, che vengo da un settore di luccichini e stellette varie, e mi trovo in un'esperienza molto dura, ma ci sto mettendo forza e coraggio, e penso che me ne riporto dietro una bella carica di umanità. La paziente come prende questo suo consiglio di farsi fare belle da René? C'è una reazione di entusiasmo e sono molto interessate a ricevere in particolare consigli, quindi oltre alla sessione di trucco in ospedale c'è proprio questa esigenza di avere consigli da poter portare a casa, insomma, per poter... E perché tra i tanti visagisti avete scelto proprio René Bonante? È perché René Bonante appunto è un nome importante nella realtà napoletana, infatti molte pazienti già poi ci stanno appunto riportando, che ci stanno dicendo che lo seguivano insomma in TV, conoscono i suoi programmi, quindi insomma questa è stata una cosa, oltre che per la sua professionalità, per diciamo simpatia, ma anche appunto un cuore che sta dimostrando veramente insomma un cuore grande. Ce l'aspettiamo per la bellezza. Ebbene sì,
Ebbene sì, lì è proprio all'inizio e devo ringraziare i media, tutti, la stampa. Tu pensi che mi è arrivato dall'America, mi arrivò quel periodo dall'America un beauty di una nostra napoletana, presentatrice per Rai News, Rai International, piena di prodotti da omaggiare alle donne. Che bello. Sì, mi sono stato molto vicino anche in questa operazione, la stampa, i media e quant'altro. Adesso sta per nascere un manuale che portiamo proprio ad omaggiare la donna. C'è la parte iniziale del dottor De Falco, psicologo del reparto dove io mi poggio, tra virgolette. Poi ci sta la caposala, che è una persona splendida, Carmelina Landolfi, e poi ci sta il gran capo nostro, che come io portai questo progetto, mi sono stati vicini. Scusami, sono stati molto affettuosi con me. Ma queste donne sono predisposte nel farsi truccare, Sì, usare Cinzia. una parrucca? Perché Cinzia. un'attrice di teatro, un artista indossa la parrucca per vanità, per fare scena, per entrare nel personaggio. Là è un momento molto delicato. Hai avuto insomma difficoltà con qualche donna, persino a convincere queste donne a usare una parrucca? Cinzia, gioca anche molto la mia popolarità. Sono cosciente. Io mi sono sentito dire, ahimè, più di una volta: ma come, mi va venuto tumore per essere truccata a René? E allora questo è quello che mi porto dietro, la forza e il coraggio da dare a queste persone, anche ai maschietti. Questo manuale che uscirà tra qualche mese, a far sì che devono pian piano acquisire sempre di più la voglia di ritornare allo specchio. È un percorso bellissimo, bellissimo, molto bello. E poi guarda il caso, insomma, ma non mi fermerò sei qui. arrivato qui di Sabato Santo. Non mi fermo qui, perché nella mia mente c'è di andare anche oltre, in altri posti, dove sai c'è burocrazia. Non voglio andare oltre, perché non è di mia competenza, ma vado a perorare delle giornate tecniche in altri luoghi, dove troverò e mi incontrerò con donne e maschietti che hanno problemi sia di pelle che di immagine. Sei grande. Grazie. Sei grande. Grazie. Allora, passiamo a una Andiamo dedica. benissimo alla dedica, Okay? vai. Ci tengo, perché adesso, Sì. come si dice, Tu la leggi? come Vai. si dice in gergo, cambiamo pagina. Sì. Ma tu poi sai che devi venire alla mia trasmissione? Certo che tesoro. no, io devo raccontare un aneddoto, scusami, Dimmi. te lo racconto io a te. Diversi anni fa, alcuni anni fa, io sono stata truccata da te. Facevamo una trasmissione mezzo secolo sì? di canzoni napoletane. Io la devo raccontare questo aneddoto. Tu mi truccasti. Ero una bambina, giovanissima, insomma, tu un trucco bellissimo. Io non mi ci ritrovavo tanto, se ti ricordi bene. Andai nel camerino e diedi un mio piccolo ritocco. Nell'uscire per andare in scena, t'acchiappa di faccia e tu dicesti queste parole che non le dimentico più. Non c'è sta niente da fa, puoi portare a forza e cozzaca. Ti ricordi? Come no? Tu hai avuto... E sono rimasta con le cozze. No, adesso è di moda, No. perché stiamo parlando di qualche anno fa, dove esistevano le sfumature. Esistono ancora per correzione, perché per l'amor del cielo correggere un occhio è importante. Dalla zona interna alla parte esterna si devono creare delle ombre. Ma tu a quel periodo non lo volevi accettare che c'era la correzione. Adesso è smog, va benissimo, tutto nero, l'occhio tutto nero e mi sta bene. Ma quel periodo era di moda il trucco
il trucco sfumato. Ciò significa che iniziavamo con un colore chiaro, poi un ambrato e poi uno scuro. Ma la mia gitana, per carità, ritornava nel camerino, lasciava tutto intatto, perché sembra molto educata e rispettosa del lavoro degli altri. Ma che cosa faceva? Si riempiva quest'occhio di questo nero e cacial dentro e fuori. E io dicevo, a forza con sto nero. Ma io ho tolto le ciglia finte a tante donne di spettacolo. E oggi sono ritornate di moda. Sì, purtroppo sì. All'epoca erano eccessive, erano tutte Moira Orfei e io questa cosa non la trovavo giusta. E poi uscì di moda le cigline, le semipermanenti, che io adoro assolutamente, perché quelle lì intere sono prettamente da scena, teatro, e allora esiste trucco giorno, sera, gran sera, e poi l'artista è un'altra storia, si può permettere di tutto, può andare oltre, può oltrepassare tutto. Ecco, la vedi? Una donna del genere, come fai a non dirgli mettete ciglia finte sotto e sopra? E qual è il problema? È vero. Anche perché è un rapporto diverso. La ragazzina che vuole imitare il personaggio sta anni luce lontana da ciò che è la propria personalità. Pupilla Maggio. La mia pupilla. Ah, se sapessi. Questo è un aneddoto che mi fa piacere. Raccontalo. Guarda. Questa foto è talmente appiccicata, io e lei, perché stavamo in un locale molto importante qui a Napoli, se non era il TTC o il Gatto Nero, una roba del genere, e come io e lei intenzionavamo a farci una foto, arrivava qualcuno vicino e faceva signora posso? A un certo punto Pupella se ne uscì con il suo modo di fare, azziccate sotto a me, a così io tagliam. Che bello, che bello. Andiamo con la dedica, mi puoi leggere una grande donna che ho avuto di queste tante dediche? Allora, qui invece ci troviamo un Leopoldo Mastelloni. Sì. La maschera. Tu la leggi, Bellissimo. poi giriamo per far vedere al pubblico. Ecco qua. René, emphatique à te de la journée, de la beauté, de la poésie, du charme, dell'allure dell'artista dell'arte. Finalmente poi mi dice in italiano, René, guaglione quei manerora, chiama Fernino in napoletano. Quando lavora e quando ti onora della sua fantasia fatta di punti, linee e superfici, come candisci nella sua profonda leggerezza, René ti accarezza, ti modella, ti rigenera anche l'anima. Che bello, bellissimo. Tu ne trovi delle altre, per favore? Sì. Mentre tu trovi le altre dediche, io ti faccio una domanda. Vorresti denunciare qualcuno che non ti ha reso felice, oppure che ti ha creato un problema nella tua vita, che tu sei rimasto come un rospo sullo stomaco? Ma no, perché tu me lo insegni, facciamo teatro e ci si diventa una famiglia, siamo tutti quanti insieme, ci vogliamo un gran bene, finisce quel periodo, ciao, alla prossima. Il cinema uguale e preciso, la televisione, no, poi io non ho avuto incontri sgradevoli, io ho iniziato presto, ho iniziato giovanissimo, era la mia fissa di diventare bravo, di lasciare ai posteri ardua sentenza, come si suol dire, un segno nella mia professione. E allora non ho avuto tempo di indagare e di soffermarmi su queste cose. Scusami, a me accade dopo una serata che ritorno a casa, magari c'è stato qualcosa che non mi è piaciuto tanto, qualcosa che mi ha lasciato un po', sai, a pensare, a dire era meglio che non chiva sta festa. Io sono un istintivo, io quando faccio una cosa la faccio con la mente e con il cuore,
E allora, Cinzia, da tutte queste donne io ho potuto, e uomini di grosso spessore, ho potuto attingere, e anche soprattutto dai miei genitori, non pentirtene mai, perché quella serata ti rimarrà nella mente e non sbaglierai più. È stato un insegnamento, anche quella è valida. Sicuramente. Non cestinare mai niente. Sicuramente, però insomma possono succedere delle cose nella vita, tipo una lunga amicizia, un grande rapporto, un grande feeling, e poi alla fine insomma finisce male. E non... Come lo giustifichi questo? Allora, gli anni ci cambiano, non solo fisicamente, tesoro, ci cambiano anche mentalmente. Qui scatta qualcosa di diverso. A volte si è gelosa anche di un'altra amica. Sai come si dice? A tre non va bene. Mia mamma diceva amicizia a tre non va mai. Ecco qua, vedi che il Signore l'abbia in gloria. Sì. A tre non va bene. Come arriva la terza, sparisce l'amicizia. Tu ti immagini che io in tanti anni ho sempre dovuto salvaguardare quella che era in primis la professione. Certo. Non ho fatto mai pettegolezzi. Sfido io a chiamarci in diretta se qualche donna di spettacolo, qualche uomo di spettacolo possa dire René ha creato un pettegolezzo. Io uscivo da casa e mamma mi suggeriva nell'orecchio: quello che senti da Pupella non si riporta a Luisa, sì. Quello che senti da Angela non si riporta a Mirna. Mirna è stata qui come ospite, sai? Lo so, io ti seguo, ti seguo. Poi ho avuto anche l'opportunità di interagire con i giovani. Io non posso dimenticare i tanti cambiamenti di look su Ida Rendano. Ida Rendano si è fidata di me tante volte. Maria Nazionale, mi sfugge, perdono qualche altro. Poi abbiamo Valentina Stella. La Valentina Stella, ma Valentina Stella diciamo che è a un passo tra queste grandi e le giovani. E Valentina, ecco, vedi Maria lì. Che bella già Maria. Maria, sì. Ho fatto rumoriella. No, ma poi con Maria mi sono divertita anche quando è sposato col maestro Chiaravalle, quando è venuta da Milano, tante volte per la vita in diretta e tante altre trasmissioni. Non mi posso ricordare tutto, però diciamo che io qui a Napoli e fortunatamente, ecco, vedi, questa è Luisa Corna, vedi? Che bella, molto alta, vero? Molto alta, molto simpatica, sì. Una bellissima ragazza, bella donna. E poi molto solare anche lei, in certi momenti sembrava una napoletana. E questa donna, pensa a te, cosa accadde? Iva Zanicchi, dopo averla truccata la prima volta, non chissà quante altre volte, litigò con Douglas, bonariamente, litigarono, perché lei disse: ah, senti, voglio sapere niente, tu devi diventare il mio truccatore personale. Douglas di rimanda e disse: signora, scusate, ma René a Napoli ha un camerino trucco, che state dicendo? Metterà qualcuno dentro, girerà tutto il mondo e lavorerà tutti i giorni con me, assolutamente. Che soddisfazione, gratificante. Grande soddisfazione. Eccola qua, ecco, un'altra napoletana, sì. Doc come te, tenera, affettuosa. Lei mi volle in una trasmissione sua, pensa a te, un po' di anni fa, a Roma, perché parliamo di Patrizia? Patrizia Pellegrino, sì. Si riconosce, no, che lei l'ho truccata diverse volte. E poi nacque un periodo che sua mamma, la signora Elena, una donna terribile, una donna piena di temperamento, e lei ricordava questo passaggio da Napoli, Capri, lei giovanissima, che la mamma la promuoveva in tutte le manifestazioni. Telefonò al Fast Beauty parlando con Douglas, disse: Douglas, me lo devi portare, ho bisogno di averlo come ospite. Io ho iniziato con lui, i primi consigli sul trucco sono stati... Tu sai che sei carismatico, perché poi sei carismatico, perché poi ogni bella donna del teatro o della canzone napoletana oppure soubrette rimangono legati a te
Sì, un poco come una calamita, però in modo positivo, sei carismatico. Ti ringrazio. Cinzia, ma è dare amore, dare affetto. Tu quando canti, interpreti, io quando trucco, leggo l'anima della persona. Bello. Leggo l'anima, non piglio il beauty e vado a sovrapporre un prodotto. Lo fanno tutti, perdonatemi. Sì, è giusto. Io no, io leggo l'anima. È giusto. Vedi, questa è Sì. una cosa bellissima. Qui è Sanremo, era agli esordi Fiorello, lui è Sì. Fiorello con uno del suo staff. E stavamo lì alle prove generali e disse, da buon siciliano, sai, no? Carismatico e forte, disse, fermati, mi voglio fare una foto con te. Bello. Già che a lui gliela chiedevano tutti. Sei carissimo, sei carissimo. Così accadde anche con Michele Vedi? Katia Ricciarelli. Katia Ricciarelli. Katia, io Parlami di lei. Katia ho bellissimi ricordi, l'ho conosciuta che era la moglie di Pippo, l'ho rincontrata e l'ho truccata che da poco aveva chiuso questa storia con il nostro Pippo e la trovo una persona, e anche lei del Capricorno, una persona chiusa, ma poi in un attimo spontanea, solare. È una donna che non te la so definire. L'ho truccata più di una volta e lei con grande affetto mi ha ringraziato. Vedi che la foto testimone uno dei nostri momenti insieme. Però poi rientra nel suo guscio. Sì. Si apre al momento giusto. Si apre al momento giusto e poi si richiude. E poi si richiude. Che tu dici, ma forse mi voleva dare l'amicizia, non l'ho saputa cogliere? E invece no, è un suo fatto naturale. Bene. Parliamo del Moira Orfei. Guarda qui questi No, occhioni aspetta, scusami, belli. dopo la commentiamo la foto, anche Sì. perché la lasciano lì, mentre io voglio parlare di Moira Orfei. Moira Orfei, vedi, un altro personaggio. Un viso particolare. Assolutamente, una maschera. Sì, una una maschera. maschera. Allora lì non ci si può dire, come ti dicevo all'inizio del nostro incontro, di questa splendida serata, la Lollo, la Loren, la Moira, la Vitti e tante altre donne che per anni hanno avuto truccatori, non arrivano mai su un set senza trucco. Non diciamo bugie, non diciamo cose di masturbazione mentale, perdonatemi, e la butto lì così, tanto siamo in un orario protetto. E non si lasciano truccare, struccate e ritruccami. Se tu lo ritieni opportuno da professionista, c'è qualche sbavatura, puoi ritoccarmi, ma non ti arrivano sul set a quel sapore. No. Ti può arrivare una Ramona Badeschi, ti può arrivare una Parietti, io sono stato uno dei primi a truccare Alba, ti può arrivare, mo mi sfuggono, ne ho truccate tante donne di spettacolo, e belle anche senza trucco, come te, tu senza trucco sei bellissima. Ti carichi perché il tuo personaggio, ma tu hai una pelle alabastro, degli occhi corvini, un nasino piccolino, una bocca a cuore. Ti sto facendo la scheda morfologica. Ti ringrazio. È la verità. Stai un po' in casa mano. No, sono i tuoi lineamenti. Sono i tuoi lineamenti. Ti ringrazio. Sai quando incontrai sul set per truccarla a Ramona Badesco? Io rimasi sconvolto. Dissi, che cazzo è il truccatore? Che ste bastano poche cifre. Bello. Perché ci sono morfologie che già sono. Vediamo ecco, qua. vedi Là, vedi la Valeria Marini. Certo che hai un curriculum insomma immenso. Tanti incontri, tanti in 40 incontri. anni, tantissimi. Questo è quello che abbiamo cercato di portare in questa puntata, ma ci sarebbe proprio un corso di puntate dedicate a René Bonante. Molto molto carine, ce ne sono tante altre. Quindi è possibile che non c'è una cosa che tu avresti voluto fare e non hai avuto l'opportunità?
Rispondi per poi Sì, andiamo alla Carmen foto. Di Pietro in uno dei miei camerini, l'altro a Via Marino Turchi, mentre invece da 4 anni sono a Domenico Morelli. E qui con la Carmen Di Pietro. Rispondi alla mia domanda, ci siamo accavallati. Imparare l'inglese è una cosa che mi porterò dentro, perché arrivai alla British più di 20 anni fa, stavo per firmare l'assegno per l'acconto, poi mi frenai e dissi scusatemi, ci devo un attimino ripensare. Mi venne davanti agli occhi mia mamma e feci un passo indietro, perché imparando l'inglese, avendo questo rapporto, questo contratto con Elfie Rauch, avrei lasciato Napoli. Ho fatto bene a rimanere a Napoli, grazie a voi, grazie a te stasera mi racconto, sono trascorsi bei anni, mi sono goduto mia mamma fino all'età di 89 anni. Che bello. E poi ho incontrato una persona eccezionale. Io ho avuto la fortuna 20 anni fa di incontrare un signore nel vero senso della parola, collaboratore, consigliere, factotum, attualmente da 14 anni produttore e regista. Bellissimo. E parliamo di? Douglas Cacciatore. Che bello. E questa volta l'applauso lo dedico anch'io. Parliamo di Douglas. Sei stato mai innamorato o sei innamorato? Credi nell'amore? Ci ho sempre creduto nell'amore, è un sentimento che va rispettato. Ci possono essere tanti amori, certo, io in parlo un percorso di vita. No, io alludo a quello in particolare, proprio quello personale, insomma, un amore, incontri un uomo e ti innamori, anche se sono tante sfumature di amore. Sì, l'innamoramento, proprio che ti sbatte il cuore. Sì, mi è successo in gioventù e l'ho frenato, mi è successo nell'età andante e mi sono lasciato andare, ho fatto bene. Ero molto preso dalla mia carriera, però non rimpiango, anche quella è stata una bella esperienza. Hai agito come una donna che fa questa professione, che mantiene il fatto di avere un figlio, poi a un certo punto quando poi ci pensa, magari è troppo tardi. La stessa situazione. Che peccato. No? Sì, ma molte donne di spettacolo, è un pensiero mio, figli niente e mariti niente, perché è una carriera la vostra terribile, è un impegno costante. Io vi ho amato e vi ho anche supportato. Io tante donne di spettacolo dietro i camerini le ho viste piangere per un uomo, le ho viste piangere per un amore che finiva. Quante volte su un set ecco, Enrica Bonacorti. Dì che c'è stata, è arrivata. Una donna di grande cultura. Sì, però? Che mi lasciò perplesso una volta. No, devi raccontarlo. Una donna con tanta sensibilità e temperamento, cultura, arriva a commettere una gaffe terribile. Quale? Che poi lei ci siamo chiariti, però lei essendo una spontanea. Io due volte con questa donna, la prima volta, ahimè, che cosa brutta e triste, io la stavo truccando e sapemmo per radio, tenevamo un monitor dietro di noi, mentre io la stavo truccando apprendemmo che avevano ammazzata a Gianni Versace. E fu un momento molto brutto, perché lei era molto amica, io avevo avuto il piacere di conoscerlo e porto con me una sua sciarpa, un suo ricordo. E ci siamo, René, noi avevamo iniziato il discorso raccontando un aneddoto. Non fare nomi, c'era un'attrice cantante nel camerino truccata bellissima, giusto che non un capolavoro.
Giorno dopo, a distanza di ore, non mi ricordo, ritornò questa... Non fu così. Allora lei arriva e fa... ma tutte le donne di spettacolo subiscono una metamorfosi, ma anche, come si suol dire, la donna tra virgolette comune, senza trucco è una storia e truccata ne un'altra, ma una donna di questo spessore, questa intelligenza, questo carisma, giornalista, laureata e quant'altro, si gira e fa, l'aveva vista truccata, il giorno dopo struccata, e fa: ma tu senza trucco sei proprio brutta. Credimi, fu un momento proprio il più imbarazzante della mia carriera. E l'altra, la vittima, che vittima in questo caso, che rispose? E la vittima ci guardò e se ne fatte, e nella sua mente, tra virgolette, fece annuire manco a manco forse un accordo, vabbè, viccinerie che io non voglio manco soffermare. Vabbè, no, assolutamente no. Io direi di cantare una canzone a questo punto, credo proprio di sì. Canto, sì. Nulla già ancora capito, si è divorziato e sposato, ho una ferita in tuo cuore, aperta ancora a metà, ma si meresse un cenno, posso disposta a aspettare, ma non se ne accorge che nasconda verità. Quando riga mi ha scusato, non voleva chiamare te, ma non se ne accorge me, o fa finta non sentire, come spatta in pietà a me, che sto cuore come si mergesse dall'occhio e da sto sguardo potesse trovare che la speranza e la vita che aveva perso e si poteva innamorare, ma non se ne accorge me, come un'essa accarezzare, per in mano già fermare. Quando la già saluta. Spatta in pietà a me, che sto cuore come che si mergesse dall'occhio e da sto sguardo potesse trovare che la speranza e la vita che aveva perso e si poteva innamorare, ma non se ne accorge me, un'essa accarezzare, per in mano già fermare, quando la già saluta.
Caro René, andiamo alle foto. Guarda, ecco, Bobby Solo. Che è successo? Che rapporto hai avuto con Bobby Solo? Ti vedo sorridente. Un rapporto splendido. Che è una persona carissima, Roberto. sì. Roberto Sì. è una persona molto cara, una persona per bene, come tanti, per carità. A volte, sai, ci sono degli incontri che lasciano un segno. Tu lo È sai. vero, è vero. E ci sono altri che poi è semplicemente poi un trucco. Sì. E Lui è una bella persona. Molto, molto. Prossima molto. foto. Ho conosciuto anche la moglie. Il bimbo piccolo adesso, sì. Dietro le quinte con noi. Lui è? Siamo tutti e due dello giovanissimi. Bianco, sì. Malgioglio e io, tutti e due giovanissimi. È passato un po' di anni. Sì, da quella foto? Sì. Chi c'è qui? Gino Rivieccio. Ah, io ci ho lavorato. Gino, Ti ricordi quel come periodo? no. Sì. Gino Rivieccio. Grande Gino Rivieccio. Tranquillo, Signore, un signore. suona per bene, un signore. La Questa nostra foto Patrizia. Da dove l'avete pescata? Ma io non lo so. Da internet, credo. Questa è Patrizia Arena. Questa è una foto storica. E lei pure è andata via da Napoli. Sì. Bella donna. Anche con lei mi divertivo molto, sai? Sì, bel visino. Bel viso. Ah, ma quella però, L'adorava quella foto. Luisa. Quanti anni si ricorda quella foto? Un po', Una un bel vita, po' di anni, sì. Una vita. Sì. Lei era molto amata da Luisa Conte. È vero, gli voleva molto amata. bene. Adesso andiamo agli autografi. Sì. Tu li hai trovati? Sì. Allora facciamo vedere l'immagine. Le prime due donne. Che hanno creduto in Da me. qui vedo la pupilla, l'altra non riesco a vedere. È Luisa Conte. Ah, bene. Ecco qui. E adesso ti leggo Sì, la dedica della grande Luisa Conte. No, Pupella. Ah, quella di Luisa, Pupella. purtroppo Il pensiero di un'amica, Pupella Maggio. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, il volto il segno del tempo. Dietro ogni maschera c'è un'anima. L'arte del truccatore non è un inganno, ma è sublimazione estetica, è la legittimazione dell'essere attore. E tutto ciò è così vero che solo quando incontriamo un artista fuori da un set o da un teatro ce ne rendiamo conto. In tanti anni, René, questo tuo lavoro ha reso più alletanti i talenti e forse se un sorriso, uno sguardo è ancora nella memoria dello spettatore, il merito è anche dei rossetti, dei pennelli, dell'ombretto. Il mestiere del truccatore nasce dietro le quinte, un po' in ombra, ma è quello che più appare. Così ogni fatica alla fine di una giornata di lavoro è compensata. Bravo René, ti bacio, Pupella Maggio. Ah, che grande pensiero. Che grande pensiero. Anche perché una dedica un po' di più di una dedica. Un po' di più di una dedica. È sempre emozionante parlare di te. È qualcosa che ti tocca, ti riporta indietro negli anni. Il motivo di questa dedica nasce da una serata insieme e io mi raccontavo, dicevo Pupella, vorrei mettere per iscritto questi miei passaggi, che lei apprezzava molto, questo fatto che io trucco prima le labbra dopo aver steso il fondo base, le correzioni, la cipria, impostazione arcata sopraccigliare, prima di mettere le ombreggiature agli occhi, il mascara, illuminare le gote, il fard. Io trucco prima le labbra. Allora lei mi suggeriva, mettilo per iscritto, e io mi davo da fare. E poi grazie alla guida editori nasce questo manuale. La telefonai a Roma, dico, ti ricordi tu che parlavamo sempre della mia tecnica? Lei mi vedeva correre. Io ho un pensiero costante nella mia mente. Pupella mi diceva sempre, corri troppo, firmati. Io sono diventato Pupella Maggio a 60 anni. Figurati per un trentenne.
Senti, Io dicevo no, non mi puoi dire questa cosa. Tu sei stata sempre pupilla magica. che bello. E vabbè, E lei? era importante quello che Disse diceva la però. prefazione. Guarda che donna intelligente. Mi rispose: René, la prefazione non è di mia competenza, perché io mi so truccare a modo mio e non sono una giornalista, però ti faccio una dedica che rappresenta il tuo talento. Benissimo. Senti, René, io devo chiederti il tuo grande dolore della tua vita. Abbiamo parlato prima del 2004. Sì. È stato quello il grande dolore? Sì, perché se ne va una parte di te e ti manca un braccio, ti manca la metà di te. Ancora a distanza di 12 anni io avverto la mancanza della telefonata a casa mia, di mia mamma, tutte le mattine. Quando ti ritiri, chiamami, vieni a cenare da me. Ah, meno male, allora non sei impegnata, viene da me. E mi prendeva per la gola, chiamava giù allo studio e faceva: Douglas, diglielo, ho fatto questo, ho fatto quello, tutti questi maricaretti nostri napoletani. Lei sapeva benissimo che io ho una passione per i friarielli, per le melenzane e quant'altro, e mi manca. Su queste tue parole, perché qui si rispecchia proprio René Bonante, la persona, Mi manca. questo grande cuore che tu hai sempre avuto, che hai in modo particolare oggi per queste donne che attraversano, insomma, affrontano il male del secolo, il male dell'anima, come hai detto tu. Io sono arrivata al momento della premiazione, come tutte le cose belle finiscono presto. Che bello! Allora, caro René, io dovrei premiarti per la tua grande carriera, perché tu festeggi quest'anno anche i tuoi 40 anni di carriera. Però io ho conosciuto tanto di te, io ti conosco come figlio, ho visto quanto hai amato la tua mamma, Sì. quando gli sei stato vicino. Io ho avuto due genitori splendidi, due belle persone per bene. Papà era un taciturno, era del segno della Vergine, mamma invece del Sagittario. E papà, i suoi silenzi mi sono rimasti nell'anima, il suo abbozzare, il suo accarezzarti con lo sguardo. Mamma invece era un vulcano. Mamma, Allora, a volte mi rivedo in lei. che bello ricordare le persone proprio quelle Sì. che tu hai voluto bene e che ti vogliono I bene. veri affetti sono I quelli. veri, i più sinceri. Chi non Veri va bene a mamma e padre, Non va bene a nessuno. è vero. Gioia mia, allora, i tuoi 40 anni di carriera, Grazie. ma la premiazione, io ti premio stasera, innanzitutto per la tua grande sensibilità, questo accostamento, questo voler fare, rendere felice queste donne, Grazie. che gli auguro una prestissima guarigione Tutte, a tutte loro. tutte. Ma ti premio, sai perché? Perché tu sei quel grande pittore che, avendo una tela davanti, è riuscito sempre a dipingere quel grande quadro. È una metafora la mia, si intende? Perché tu sei riuscita a dare l'anima e il volto giusto a ogni grande personaggio del cinema, della canzone napoletana e del teatro. Questo è per te, Bontà tua, grazie. con tutto il cuore, e per i tuoi 40 anni di carriera. Grazie. È stato bello stare qui stasera con te. Facciamo gli auguri, domani è Pasqua. Facciamoli insieme. Serenità, Sì. benessere e perché no, bellezza. È un'accoppiata vincente. Cinzia, grazie. Grazie a te. dal profondo del cuore. Grazie per aver di avermi aderito voluto, al mio invito. Mi hai omaggiato. Io ti aspetto in TV Ok, da me. va ok? benissimo. Tra qualche settimana riprendo il mio programma Bene, e questo qui lo metterò in scena, bello. ok? Ripercorri il tappeto rosso, Auguri, buona Pasqua, amore. prendi tutto il tempo che vuoi. Grazie.
Ancora una volta io vi lascio e vi do appuntamento alla prossima. Grazie René, grazie. Buonasera a tutti.